Buona Pasqua dalla Cattedrale di Vicenza, dalla console dell'organo Mascioni. L'Evangelista racconta che le donne, quando andarono al sepolcro, lo trovarono vuoto. Il masso che lo copriva era rotolato. Con queste immagini vi propongo l'ascolto del primo corale di oggi, Christ lag in Todesbanden. Cristo giaceva nelle bende della morte. C'è una figura in questo corale che viene ripetuta, una figura discendente di notte. Che caratterizza tutto il brano. Ebbene, con questa registrazione così grande per questo corale, possiamo immaginare che è il rotolare di questo grande masso. La melodia è quella del Victime Paschali Laudes. Il brano successivo, che è pur ispirato alla melodia del Victime Paschali Laudes, Jesus Christus unser Heiland, Gesù Cristo nostro Salvatore, ha vinto la morte, è risuscitato e così ha umiliato il peccato. È una versione molto più meditativa. In particolare si sofferma sul significato di umiliato il peccato e riconoscerete una grande espressività in alcune dissonanze a circa metà dell'esecuzione di questo brano. Il terzo corale, Erschine ist der herrliche Tag, il giorno glorioso del Cristo risorto, è un corale dove noterete la melodia posta al soprano e subito eseguita in canone dalla voce del pedale. Questa melodia è accompagnata da un ritmo anapesto. Quando l'angelo dice alle donne andate al sepolcro, il Cristo, il Nazareno non c'è più, è risorto. Ecco che questo ritmo anapesto che accompagna questa melodia del corale è proprio dà l'idea della concitazione, del movimento di queste donne. Il brano si conclude con un alleluia e con questo ritmo anapesto che veramente conclude la melodia del corale lasciata poco prima.